In Cansiglio l'alterazione dell'habitat causata dal cervo ha estinto il francolino di monte il gallo cedrone, tetraonidi legati il primo alle radure erbose e il secondo a cespuglie conifere ad alto fusto. Le immagini di Veneto Agricoltura lasciano poco spazio all'immaginazione. Il numero dei cervi presenti nella foresta demaniale ha superato la capacità portante dell'intera area, con conseguenze pesanti a carico dell'ambiente e delle attività agricole. In questo momento ci stiamo concentrando su delle azioni che mirano a difendere le zone di rinnovazione naturale del bosco, di faggio, di abete rosso, di abete bianco, perché l'impatto, purtroppo non facilmente visibile da chi semplicemente attraversa la foresta, sulla rinnovazione è estremamente grave. Veneto Agricoltura ha autorizzato la spesa di 50.000 euro per la realizzazione sperimentale di aree di qualche migliaia di metri quadrati dove difendere la rinnovazione naturale. La stima della popolazione dei cervi in Cansiglio è approssimativa, comunque superiore a 2.500 esemplari. Per riequilibrare la presenza di ungulati 2 anni fa è stato predisposto un piano di controllo che prevedeva l'abbattimento di circa 400 capi all'anno, il 10% dei quali all'interno dell'area demaniale. Ma la contrapposizione del mondo ambientalista, degli stessi cacciatori e di alcuni sindaci ha costretto la Regione a sospendere gli abbattimenti. In Cansiglio avremmo voluto fare di più, dice l'amministratore unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato. Ci permettiamo di dire che se fossimo lasciati un po' più liberi potremmo fare notevolmente di più sul Cansiglio. Quello che logicamente ci preme far sapere è che abbiamo cercato di fare di tutto per questo territorio. Pizzolato, quale ultimo atto ufficiale del suo incarico, fatti salvi 45 giorni di proroga, si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa. Una ringa la sua contro chi ha ostacolato il lavoro dell'ente per meri fini politici. La polemica non è esaurita. Il consigliere regionale Sergio Reolon, presente come osservatore all'incontro con la stampa organizzato a Belluno da Veneto Agricoltura, giudica l'uscita di Pizzolato una cosa fuori luogo di cui chiederà conto al Consiglio regionale.